È una realtà quella della cooperativa Insieme si può, che è arrivata a Susegana una quindicina d'anni fa, realizzando la prima comunità alloggio per disabili. Da questa sono sorte una serie di attività che hanno avvicinato il paese, la comunità di Susegana, al volontariato. Questo è un motore fondamentale per cambiare una mentalità e l'approccio a tutti i problemi dalla disabilità in avanti che in strutture come questa vengono affrontati. Possono vedere con i loro occhi direttamente come il privato sociale, in particolare la cooperativa Insieme si può, si approccia ai problemi della comunità. In questo caso in particolare stiamo parlando dell'attività che è qui presso la fattoria didattica, in questo c'è un laboratorio di falegnameria dove sono inseriti anche persone con disagio psichiatrico, orticoltura in campo aperto, eccetera, ma soprattutto c'è una progettualità in questo luogo che è quella di rispondere ai bisogni della preadolescenza e dell'adolescenza che comincia a manifestare delle problematiche psichiatriche importanti. Tra poco si aprirà il cantiere per un altro grande progetto della cooperativa sociale Insieme si può, una comunità terapeutica e riabilitativa per minori che la Regione ha già finanziato, un servizio atteso, fondamentale e unico in Veneto che dovrà rispondere alle esigenze del territorio. Insomma un viaggio, quello dell'assessore alle politiche sociali venete Remo Sernagiotto, tra le vecchie si fa per dire e le nuove realtà sociosanitarie regionali per riuscire a programmare un piano capace di sfruttare al massimo le risorse esistenti e di migliorare la già alta qualità in materia di sociale presente in Veneto. Devo dire che il Veneto è ricco di generosità, è ricco di volontariato, è ricco di passione e tutto questo aiuta molto. Noi adesso dobbiamo strutturare il tutto nel nuovo modello che guarda dal 2010 al 2020. Per poter fare questo io devo conoscere, toccare con mano e vedere con i miei occhi. Questo è quello che sto facendo e ancora nei prossimi 2 mesi girerò molto per il Veneto per conoscere bene quello che abbiamo e quello che dobbiamo riorganizzare per il futuro dei prossimi 10 anni.